Sono Gianfranco De Lussu, sono di Gavoi e ho 37 anni. La nostra società si chiama Sonu, ci occupiamo principalmente di educazione musicale, musicoterapia e produzione musicale. Io principalmente mi occupo di musicoterapia e di attività musicali legate all'infanzia, quindi propedeutica musicale, laboratori creativi con i bambini, progetti nelle scuole e tutto ciò che riguarda appunto la musica con la sfera dell'infanzia. Allora, mi chiamo Mauro Medde, sono di Gavoi, ho 37 anni, sono un musicista professionista e mi occupo più che altro di produzione musicale, ma anche di didattica, e adesso con lo studio Sonu cerchiamo di offrire un servizio per quanto riguarda la musica a 360 gradi o tutto l'ambito musicale, appunto. Noi arriviamo dall'esperienza di Internos Musicali, che era un'associazione che si occupava comunque di attività nell'ambito musicale. Con il contributo del GAL stiamo allestendo un nuovo studio, quindi sarà rinnovato totalmente negli spazi, nelle attrezzature che sono totalmente rinnovate da zero, e quindi riusciremo sicuramente a offrire un servizio molto più professionale. La musicoterapia diciamo che è un po' il fulcro del progetto, anzi lo è. È una pratica non didattica, quindi non tratta di insegnamento musicale, ma utilizza la musica e il suono a livello comunicativo, sostanzialmente a livello comunicativo. Non ha una fascia d'età dedicata, può essere applicata con i bambini, ma con gli anziani, con gli adulti, con gli adolescenti. I contesti in cui può essere applicata ormai sono tantissimi, dall'ambito più medico, perché viene magari praticata all'interno delle ASL, di strutture come l'RSA, a contesti magari un po' più dedicati al sociale, quindi centri diurni, eccetera. Io sono stato a Roma, più che altro, ho studiato lì, prima ancora a Cagliari, però comunque visitando altri contesti si ha la possibilità ovviamente di formarsi, incontrare altre persone, diversi modi di lavorare e diversi modi di realizzare le cose, quindi è comunque una ricchezza e una formazione. Però abbiamo deciso poi di tornare qui e di portare le competenze qui, proprio perché è un territorio che da questo punto di vista è svantaggiato, cioè è scoperto e appunto non ci sono sempre le possibilità di accedere a dei servizi come questi, oppure di realizzare lavori in ambito musicale. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani che vogliono avvicinarsi alla musica in tutto il territorio, ma diciamo che in Sardegna non sempre si ha la possibilità di lavorare sulla produzione musicale, e più che altro magari non si ha la possibilità di lavorare in maniera rilassata e tranquilla all'interno di uno studio. Quello che vorremmo fare con Sonu da qui in avanti è quello di riuscire a radicare, concretizzare un servizio che qua nel nostro territorio crediamo che manchi. L'ambito comunque artistico, musicale non gode di troppi finanziamenti e troppi aiuti, quindi avere la possibilità di rinnovare attrezzature, di poter ampliare, di poter professionalizzare lo studio rispetto agli ambiti che curiamo, quindi musicoterapia, educazione musicale, è una fortuna enorme, soprattutto in territori come il nostro. Sicuramente devi crederci tanto, però siamo anche in un contesto storico in cui le cose sono cambiate tanto e ci sono tutte le possibilità per riuscire comunque a realizzarti nel lavoro in cui magari credi più affine a te stesso, alle tue caratteristiche, alle tue affinità.